Torta al cioccolato senza glutine e senza lievito. Ma voi ci credete? E la volete fare anche voi? Pigliate carta e penna e venite a presa a me. La torta al cioccolato senza glutine. Guardate qua. Mettete a bollire acqua e burro e cioccolata. A piacere, io tenevo il bianco, cioccolato bianco e cioccolato al latte. Voi potete usare anche solo cioccolato fondente, come vi piace. Ecco qua, sciogliete burro e cioccolato insieme. Mentre si scioglie burro e cioccolato, 4 uova, 150 g di zucchero di canna e iniziamo a montare. ...150 g di cacao amaro, 200 g di farina di riso, qua guardate, adesso tutto il cioccolato che abbiamo sciolto con il burro lo mettiamo in tutto il mescafrancesco che abbiamo fatto e continuiamo a mescolare. Adesso carta da forno e una pirofila piccolina da 20 cm, questa qua è rettangolare, voi la potete usare anche rotonda. Nel frattempo riscaldatevi il forno a 170 gradi. Ecco qua, adesso in forno a 170 gradi per 30 minuti. Eccola qua ragazzi, guardate, è pronta. È morbidissima, è una nuvola. È come se piovesse ragazzi, zucchero a velo. Se la fate anche voi, scrivete a me nei commenti.